Suona l'allarme a scuola. Alunni e personale scolastico escono ordinatamente fuori dall'istituto. Sono circa le 9 del mattino di una normale giornata di lezione. Ma nessun problema, questa è solo una prova di evacuazione di alunni e personale in servizio all'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Favara, dirigente scolastica Carmelina Broccia. Tutto è riuscito nel migliore dei modi. Alunni e personale hanno pure migliorato la loro media rispetto alle precedenti simulazioni. Le prove di evacuazione a scuola, oltre a essere un obbligo previsto dalla legge, sono un ottimo strumento per testare le procedure da seguire in caso di pericolo, così da acquisire più familiarità con le procedure di sicurezza e sapere come comportarsi in caso di reale emergenza. Appena scattato l'allarme ci siamo messi in fila tranquilli e siamo usciti fino ad arrivare a qua e abbiamo aspettato che arrivavano i portieri. Si tratta di esercitazioni che vanno comunque effettuate periodicamente. A organizzare la prova in tutte le sedi dell'Istituto Brancati di Favara è l'RSPP, il responsabile del servizio protezione e prevenzione, ingegnere Calogero Russello. Eseguire le prove di evacuazione nelle scuole è molto importante perché in pratica si dà l'impulso, si abituano i ragazzi ma anche i docenti ad utilizzare i metodi e le strategie per uscire nel più breve tempo possibile dagli edifici scolastici. Allora, i ragazzi sono stati molto bravi, ma anche i docenti sono stati bravi in quanto hanno ottimizzato i tempi, quindi le uscite sono state molto veloci, quindi è riuscita benissimo. Una delle cose basilari all'interno di una scuola è proprio rispettare le norme per la sicurezza per evitare spiacevoli incidenti. Oggi per esempio è avvenuta la prima prova di evacuazione che facciamo sempre ad inizio anno scolastico, è andato tutto bene, i ragazzi sono usciti in maniera ordinata e in tempi molto, molto rapidi. La cosa bella è che la prova è avvenuta simultaneamente in tutti i plessi scolastici allo stesso orario, con la presenza quindi dei responsabili di plesso, dei preposti e tutto è andato nel migliore dei modi.